Una disciplina abbastanza recente e dai confini abbastanza imprecisi, la geopolitica, di fatto è poi quasi per intero dedicata ai conflitti tra gli stati e i territori, insomma alle ragioni che possono condurre o conducono alle guerre. Il nostro intento oggi è provare a capire qualcosa di più, ci basterebbe poco di più, su una domanda di fondo, e cioè perché l'essere umano nella storia si sia così pervicacemente dedicato ad un'attività così distruttiva come la guerra. È una componente fondamentale dell'animo umano, quindi qualcosa di ineliminabile, come per molte specie animali, o è un costrutto culturale sul quale le società e le epoche storiche possono intervenire? Naturalmente terremo queste macro domande sullo sfondo, considereremo invece dei casi storici concreti, anche se naturalmente qualsiasi riferimento generale dai nostri due ospiti sarà ben accolto. Lo faremo assieme ad una storica e uno storico molto bravi e ben noti anche al grande pubblico, che sono dedicati ad ambiti temporali profondamente diversi. Cercheremo dunque di far dialogare epoche storiche diverse, cercando di evitare il pericolo sommo per la storia, l'anacronismo, cioè comparare cose che non hanno nulla in comune se non l'aspetto esteriore, che è un vizio ai noi purtroppo diffusissimo nel discorso pubblico sulla storia. Benvenuta e grazie per la partecipazione a Laura Pepe, che insegna all'Università di Milano ed è una storica della Grecia antica. Ha dedicato il suo ultimo libro, edito dalla Terza, a Sparta, ricordandoci che non sappiamo praticamente nulla sulla tradizionale rivale di Atene. Quindi siamo perfettamente all'interno del nostro discorso. Altrettanto si può dire per Marco Mondini, storico dell'Università di Padova, il cui libro Il ritorno della guerra, leggo anche il sottotitolo, Combattere, uccidere e morire in Italia 1861-2023, ha fatto da stimolo per questo incontro. Vorrei partire da Laura Pepe chiedendole questo. Il canone scolastico della storia antica, oltre al mito abusato dell'Atene democratica, si ritorna a un'immagine della Grecia classica come un luogo ininterrotto di conflitti tra poleis, leghe, potenze straniere e quant'altro. Ecco, si trattava veramente di uno stato ininterrotto di guerra, una sorta di Leviatano in tunica, o è anche questa un'immagine distorta? Buongiorno innanzitutto a tutti e grazie Andrea per questa domanda. Io partirei con una definizione, visto che abbiamo detto guerra. Il greco ha due termini per definire la guerra. Il primo è il termine polemos, da cui il nostro polemico, che è la guerra che viene fatta contro un nemico esterno e all'interno della quale uccidere è una cosa nobile e giusta. E poi c'è un altro termine che molto spesso viene dimenticato, che è il termine stasis. Stasis indica la guerra tra consanguinei, in cui invece uccidere non è nobile ma è turpe. Quindi io direi più correttamente, più puntigliosamente, che nel mondo antico, perché non soltanto quello greco in realtà, poi anche quello romano, e poi accennerò perché, ci sono stati avvicendamenti non semplicemente di guerre, ma di guerre e di staseis. Vorrei anche aggiungere che in genere le staseis portano il nosos, portano la pestilenza, come del resto è successo proprio nel conflitto tra Russia e Ucraina, che è stata una stasis e ha portato il nosos, ha portato la pestilenza. Quindi come se la storia facesse rima, insomma, in realtà c'è sempre stata questa successione. Il fatto che la guerra sia uno stato permanente, sia che essa sia polemos o stasis, sia uno stato permanente e quasi ineluttabile, è dimostrato dal fatto che Augusto, quando prende il potere a Roma e dice, svuotando la Repubblica dei suoi contenuti, io voglio restaurare la Repubblica, di fatto stava diventando princeps, la prima cosa della quale si vanta è di aver chiuso le porte del Tempio di Giano, cioè le porte di quel tempio che segnavano lo stato di pace,
quando erano chiuse, perché normalmente erano aperte, cosa che era successa prima di lui solo ed esclusivamente in 2 altre circostanze, al tempo del mitico re Numa Pompilio da una parte e tra la prima e la seconda guerra punica contro i cartaginesi dall'altra. Già questo fatto basterebbe effettivamente a spiegare che sì, la guerra è sempre stata uno stato permanente e ineluttabile. Vorrei anche ricordare un'altra cosa. C'è un bellissimo mito che viene raccontato all'interno del Protagora di Platone che riguarda l'origine dell'uomo. I greci hanno miti per tutti, miti per l'origine di tutte le cose, ma non hanno un mito che spiega come è nato l'uomo. Hanno miti che spiegano la nascita degli dei, che spiegano il perché delle cose, ma un mito unico sulla nascita dell'uomo, come esiste nella tradizione giudaico-cristiana, non esiste. Nel Protagora, il sofista Protagora, Protagora è un sofista, è stato colui che si è distinto per aver detto che l'uomo è misura di tutte le cose, quindi era un filosofo che stava rivoluzionando profondamente la cultura del suo tempo, perché prima non era l'uomo misura di tutte le cose, ma era la divinità misura di tutte le cose, quindi Protagora introduce una sorta di relativismo culturale importantissimo all'interno di Atene e soprattutto Protagora è anche il filosofo, lo spin doctor potremmo dire di Pericle, quindi di un personaggio altamente democratico, quale, o perlomeno sedicente tale, quale fu Pericle. Ebbene, Protagora racconta che a un certo punto vennero creati gli uomini dagli dei insieme a tutti gli altri esseri viventi e vennero incaricati della distribuzione di diverse qualità disponibili agli esseri viventi 2 personaggi che si chiamavano Prometeo e Epimeteo. Prometeo il saggio, Epimeteo lo stupido, lo stolto. Fu Epimeteo che chiese a Prometeo di lasciar fare tutto quanto a lui, quindi lo stolto distribuì le qualità agli esseri viventi e quindi diede ad alcune creature la velocità per scappare più in fretta, ad altri degli artigli per difendersi, ad altri ancora la pelliccia per proteggersi dal freddo, eccetera. Siccome Epimeteo era uno stolto, quando si giunse all'uomo non c'erano più qualità disponibili. E quindi l'uomo è una creatura rispetto a tutto il resto inerme e incapace di difendersi. Subentrò allora Zeus che diede all'uomo il logos, la facoltà appunto di parlare. Gli uomini iniziarono a unirsi in collettività, le poleis, in modo tale da difendersi dalle bestie meglio, ma non conoscevano l'arte politica e di conseguenza continuavano a farsi la guerra l'uno con l'altro. Soltanto con la conoscenza dell'arte politica si insegnarono agli uomini aidos e dike, cioè il rispetto, aidos, e la giustizia. Quindi l'arte politica impedisce la guerra, il fatto è che impedisce il polemos all'interno appunto di una collettività. Dovremmo avere una collettività generalizzata, una polis gigantesca che coprisse tutti quanti gli uomini per toglierci il problema della guerra. Un'ultima cosa, Erodoto e Tucidides, padri della storia, Erodoto così, padre putativo, insomma, Tucidide in modo un po' più serio, si sono sempre chiesti ma perché nascono le guerre? Erodoto dava delle risposte un po' da parvenu, come del resto un po' lo era, insomma, lui stesso, anche se poi è stato uno scrittore, un intellettuale grandissimo. E diceva le guerre nascono perché ci si fanno offese tra un popolo e l'altro e di conseguenza per un istinto di vendetta. Quindi tu mi fai un affronto, io reagisco e io reagisco a mia volta, eccetera. Per cui lui spiegava per dire la guerra tra persiani e greci dicendo hanno iniziato i greci quando sono andati a vendicare in Oriente appunto il rapimento di Troia, di Elena a Troia da parte del principe troiano Paride. Di conseguenza appunto questo scambio, questo rapimento di donne avrebbe generato le guerre. Tucidide invece, e qui forse arriviamo anche un po' di più al presente,
Tucidide invece, che scrive per giustificare la guerra del Peloponneso, cioè quella guerra che scoppiò tra Atene e Sparta e che doveva essere una guerra lampo, ma in realtà durò quasi 30 anni, tra il 431 e il 404 a.C., Tucidide scrive che quella guerra fu determinata dal fatto che Sparta mal tollerava la crescente potenza dell'impero di Atene, perché è vero, tu hai parlato di appunto democrazia, ma la democrazia ateniese in realtà si basava su dei presupposti che forse democratici non lo erano proprio, nel senso che era una potenza imperialista di non poco momento. Quindi Tucidide dice che la alethestate prophasis, cioè che la causa più vera dello scoppio del conflitto, fu dovuta alla paura che Sparta aveva del crescente imperialismo ateniese. Quindi un'analisi politica, strettamente politica. Nel 2016, infatti, un politologo di Harvard che si chiama Graham Allison scrisse un articolo che poi è stato trasformato effettivamente in un libro in cui metteva in guardia da quella che chiamava la Thucydides trap, cioè la trappola di Tucidide, dimostrando che tutti quanti i conflitti degli ultimi 500 anni possono essere ricondotti a questo schema. Il timore di una superpotenza fa sì che la guerra venga generata. È stato un modello assolutamente contestatissimo, ma lui diceva di essere stato in grado di dimostrare che il 75% dei conflitti scoppiati negli ultimi 500 anni può essere ricondotto appunto a questo schema, guerre mondiali incluse. Lo scriveva a proposito per allertare l'allora presidente, che era Barack Obama, dal conflitto che secondo lui era imminente Tra gli tra, israeliani e i palestinesi. tra USA e Cina. Ah. E Marco Mondini. E prendiamo questo schema e portiamolo nella prima metà del Novecento. E c'è un protagonista indiscusso al quale abbiamo addebitato un po' tutte le colpe di questa sorta di lunga guerra mondiale che è stata non a caso chiamata la guerra civile europea, la Germania, la quale nel famoso articolo 231 del Trattato di Versailles, quello della clausola di colpevolezza, abbiamo detto che ha avuto la responsabilità per aver causato tutte le perdite e i danni che gli alleati, i governi associati e i loro cittadini hanno subito come conseguenza della guerra loro imposta dall'aggressione della Germania e dai suoi alleati, chiuse le virgolette. Ecco, quali sono le radici del militarismo tedesco? Sono state tirate in ballo motivi economici, perfino psicologici o di carattere religioso il protestantesimo. Cosa ebbe di così unico il militarismo tedesco tra 8 e 900 per precipitare il mondo in 2 conflitti mondiali? Wow, quanti giorni abbiamo? Ma parecchio. Ok, ci provo. Intanto... Fino a storia compresa. Ah, vabbè, allora ci colleghiamo con gli amici di Gorizia. Intanto grazie per l'invito. Grazie a te. E grazie per aver organizzato questa discussione, perché partiamo già belli alti. Sì. Le radici del militarismo tedesco. Il problema è che il militarismo tedesco, per come lo vediamo noi oggi, è soprattutto un grande mito. Non nel senso che lo Stato unitario tedesco, quel Reich che viene fondato o rifondato come pretendono i tedeschi, come pretendono tutte le leggende nazionali nel 1870, in seguito a una guerra, grazie a una guerra, ma non solo politicamente, ideologicamente, simbolicamente. C'è quel quadro bellissimo che da solo racconta la storia di una nuova comunità nazionale che si ricrea, che è la proclamazione del Kaiser nel Salone degli Specchi di Versailles, perché questo, diciamolo, il militarismo può essere anche discusso come un mito, ma la mancanza totale di sense of humor dei tedeschi no. Non hanno mai avuto il senso dell'opportunità. Dovevano proclamarsi l'impero a casa del nemico appena sconfitto e umiliato. Però quel quadro ci dice cosa? Ci dice che questo impero nasce sulla punta di una sciabola. Perché il Kaiser, che si sarebbe rifiutato se l'avessero proclamato Kaiser in un'assemblea composta da rappresentanti eletti, accetta l'investitura a Novello Cesare dagli altri principi tedeschi, tutti in uniforme, tutti armati. Perché la legittimazione del nuovo Reich è la guerra.
La guerra è l'origine di tutte le cose, ma è soprattutto, tra 8 e 900, l'origine delle nazioni. Culturalmente parlando, la guerra non solo non è un elemento negativo, è il massimo della positività, è nobile, è bella, e il campo di battaglia è il luogo delle migliori virtù dell'uomo, si intende ovviamente il maschio, perché nella divisione di genere rigida dell'Europa tra 8 e 900 le donne col campo di battaglia in linea del tutto teorica non dovrebbero avere nulla a che fare, le donne sono a casa a ricamare bandiere e sventolare fazzoletti quando l'uomo parte per il fronte. Ora, la storia della Germania si inserisce in questo perimetro ideale e ideologico, in un contesto in cui la guerra è vista, percepita, raccontata, organizzata, non solo come qualcosa che negativo non è in sé, ma come qualcosa di naturale. Per carità, non sto dicendo che tutti gli europei tra 8 e 900 corressero entusiasti al fronte pensando quanto è bello sacrificare la mia vita per il mio paese, anzi, la stragrande maggioranza di loro ne avrebbe fatto volentierissimo a meno. Però la guerra capitava come una grandinata in estate, una malaugurata stagione che prima o poi capita, è inserita nella naturalità. Per questo noi dobbiamo ricondurre il racconto, la percezione e la leggenda del militarismo tedesco all'interno di una cultura europea in cui la guerra era onnipresente. Sì, noi europei dopo il 1945 ce lo siamo dimenticati, ma l'idea è che la guerra era nella cultura diffusa, nella mentalità collettiva, nella psicologia della civilissima Europa. Questo lo avrebbe detto un signore di nome Sigmund Freud. La guerra e la sua violenza, qualcosa che avevamo interiorizzato, gli avevamo dato delle regole, certo, l'avevamo normatizzata, avevamo detto cosa si può e non si può fare, ma la guerra era. E allora perché noi invece riteniamo che la colpa, tutta la colpa dei conflitti mondiali, che sono percepiti e sono stati delle guerre civili europee fondamentalmente, sia riconducibile ai tedeschi? Beh, per alcuni buoni motivi, che però dovrebbero essere anche relativizzati e sfatati. Il famoso articolo che citavi del Trattato di Versailles, firmato il 28 giugno del 1919, che pone ufficialmente fine alla grande guerra iniziata dai tedeschi, è un articolo fortemente discusso e controverso, perché riconduce una colpa alla Germania, quello che gli storici chiamano la Schuldfrage, la questione della colpa. Una colpa che non è solo una colpa politica, è una colpa morale. E questa è la prima volta che succede. Si vuole addebitare un misfatto etico alla collettività dei tedeschi, non solo un errore politico. Perché? Beh, perché questo fa parte della filosofia che sottende al Trattato di Versailles. Non è semplicemente una pace, non sono vincitori e vinti che si siedono attorno a un tavolo, io ti cedo una provincia, ho perso, va bene, magari ti pago anche un po' di soldi. I tedeschi avevano fatto questo e peggio dopo il 1870. No, è una colpa morale perché la filosofia che sottende quel trattato di pace è: noi non vogliamo semplicemente porre fine a una guerra, noi vogliamo ridisegnare gli equilibri del mondo, ridisegnare la mappa globale, e per essere del tutto precisi vogliamo mantenere la promessa che questa sia stata la guerra che porrà fine a tutte le guerre. Quindi un colpevole noi lo dobbiamo avere, un colpevole che ci restituisca la ragione di anni e anni di distruzione, di morte di massa, dai 12 ai 16 milioni di morti, ovviamente le stime le facciamo a spanna, di interi dipartimenti distrutti. Il nord della Francia è un deserto. Quando i delegati tedeschi vengono mandati a firmare la pace, il treno su cui sono percorre a passo d'uomo le terre che loro hanno distrutto con le armi chimiche e l'artiglieria. Tutta questa colpa morale viene caricata sui tedeschi e gli si dice: questa guerra viene da lontano, viene dal modo in cui voi avete fondato la vostra nazione, un'azione assetata di sangue e di guerra. Sì, è una comoda, confortante verità. Scarichiamo tutto sulla Germania come fosse il capro espiatorio, letteralmente. Perché? Perché la guerra è stato un immane sacrificio di Abramo. Abbiamo mandato al macello la migliore gioventù d'Europa, perché la guerra la decidono i vecchi, ma la combattono i giovani. I 2/3 dei caduti europei hanno meno di 25 anni. Su 650.000 caduti in Italia,
i 3/4 ne hanno meno di 23. Noi abbiamo disintegrato una generazione di giovani europei mandati a morire nel fango delle trincee per la miglior gloria della patria. Quindi qualcuno deve pagare e quel qualcuno saranno i tedeschi. Poi certo, il Trattato di Versailles viene organizzato in modo sconsiderato. Perché? Perché in realtà non è così tanto punitivo come i tedeschi oggi amano ancora ripetere. Nel 1870, l'avevo accennato prima, i tedeschi avevano preteso molto di più dalla Francia sconfitta. Non solo la cessione dell'Alsazia e la Lorena, ma tanti di quei soldi da pagare che la nuova Repubblica francese si sarebbe indebitata per decenni. La contropartita in realtà per la Germania, in fin dei conti, non è così schiacciante. La Germania mantiene la sua unità nazionale, non era assolutamente scontato, si viene privata di alcune province di frontiera, e va bene, però poteva andare peggio, perché, non dimentichiamolo mai, la Grande Guerra è una guerra totale, e totalmente tu devi pagare sconfitto. Poi il maresciallo Foch legge il trattato di pace e dice, vabbè, questa non è una pace, questo al massimo è un armistizio di 20 anni. E la narrazione dei tedeschi, la psicologia dei tedeschi, il modo in cui questo trattato, che sembra così tanto punitivo, anche se poi in realtà non lo è, viene recepito, ecco, quello alimenta un revanchismo profondo, la radice del male. Quel signor Hitler che nel 1923, processato per un tentativo di colpo di Stato, dirà: io sono qui per salvare la Germania, per farla più grande ancora, a proposito di slogan che ritornano. In quella radice della mitologia della punizione c'è anche la radice del nuovo nazionalismo tedesco. Perché? Beh, perché il signor Adolf Hitler non avrà avuto ex, non avrà avuto i social, non si vestiva da papa, però coi media se la cavava mica male. Lui si trasforma in un eroe sacrificale, processato ingiustamente, davanti ai giudici dice solo Dio e la storia mi potranno condannare, qualcun altro l'ha detto quando è stato processato per il tentativo di colpo di Stato a Capitol Hill, solo Dio e la storia mi potranno condannare perché io sono qui eroe sacrificale, offro la mia vita impegno per la resurrezione della Germania. E come la facciamo risorgere la Germania? Con una bella grande guerra di nuovo, che ci ridia tutto quello che abbiamo perduto e di nuovo i tedeschi assetati di cosa? Di vendetta. E allora, 1939, 1 settembre, 4:45 del mattino, le truppe tedesche varcano la frontiera con la Polonia per fare cosa? Per vendicare il torto di quella pace ingiusta che era seguita a una guerra ingiusta. Nel 1945, allora, quando alla fine anche quella guerra, scatenata dai tedeschi, e su questo invece dubbi non ne abbiamo, sulla Grande Guerra se ne potrebbe discutere, ma quando anche quella guerra scatenata dai tedeschi finisce, no, a quel punto l'idea è: noi non dobbiamo solo piegare la Germania come l'altra volta, noi dobbiamo farla sparire. Lo dice un signore che militarista non è l'uomo più pacifico della terra, si chiama Beneš, l'ex presidente della Cecoslovacchia, piegata nel 1938 dal revanchismo tedesco e dall'espansionismo hitleriano. E Beneš dice: per assicurare la pace al mondo noi dobbiamo rimuovere il pericolo tedesco. Come lo facciamo? Rimuovendo i tedeschi. La più grande pulizia etnica che l'Europa orientale abbia mai subito è la rimozione delle comunità germanofone dall'Europa centro-orientale, durante la quale muoiono questo 1,5 milioni di civili tedeschi. Ma ancora una volta abbiamo il capro espiatorio. Perfetto. È tutta colpa dei tedeschi. E i tedeschi di sé cosa dicono? Che è tutta colpa dei nazisti. Non è colpa nostra. No, noi non abbiamo sostenuto Adolf Hitler, non abbiamo voluto la guerra per vendetta, no, assolutamente. Erano un branco di psicopatici, 4 gatti psicopatici, i tedeschi sono immuni. E se non sono immuni da colpi le abbiamo già pagate tutte. Non è che lo dica un nazionalista, lo dice Konrad Adenauer nel 1949. E allora alla fine questo spettro che si aggira oggi per l'Europa, del militarismo tedesco, nel DNA, è uno spettro. Il militarismo tedesco non è il carattere nazionale, ammesso che i caratteri nazionali esistano, io non ci credo, il militarismo non ne fa parte. Il militarismo è una parentesi storica molto precisa, è l'organizzazione di uno Stato che tra 1870 e 1914 perde il controllo dei propri militari e fa sì che il normale rapporto militari-civili diventi patologico, i militari sono autonomi. Succede di nuovo? Sì.
Succede quando un partito totalitario, come il nazionalsocialismo, prende il controllo dello Stato, e prende il controllo dello Stato dicendo la nostra missione è la guerra, e ci risiamo. C'è questa possibilità oggi? Assolutamente no. Per almeno due motivi. Primo, perché la Repubblica Federale Tedesca è uno Stato liberale e democratico dove il rapporto gerarchico tra civili e militari è molto preciso e molto rigido. I politici danno gli ordini, i militari li eseguono. Secondo, perché a me dispiace dirlo, nel senso che si infrangono tante comode leggende con cui noi percepiamo le collettività in Europa, ma i tedeschi non saprebbero neanche da che parte cominciare a farla una guerra oggi. La Bundeswehr, l'esercito federale tedesco, fa acqua da tutte le parti, sono ridotti in uno stato pietoso. Per questo quando si parla di riarmo in Germania oggi bisognerebbe vedere il punto di partenza. Non è un riarmo per marciare su Varsavia o su Mosca, è un riarmo per ridare le uniformi e l'olio per pulire le armi ai propri soldati perché non ce l'hanno più. Beh, in questo andare avanti e indietro non si può non citare la famosa espressione pace cartaginese usata da John Maynard Keynes, che nel suo Le conseguenze economiche della pace partiva proprio dai calcoli di quanto i tedeschi avevano fatto pagare i francesi dopo Sedan. Però a me scappa una domanda per Laura Pepe, perché Marco Mondini ha parlato del mito del militarismo tedesco, non posso chiederle il mito del militarismo di Sparta. Anche qui quanto tempo? Perché non è che ce lo devi avere soltanto tu, voglio dire, per parità, per par condicio. Allora, il mito del militarismo di Sparta. Provate ad andare a guardare su tutti i vostri libri di scuola. C'è scritto che Atene è stata la città democratica, la città dove sono vissuti i filosofi, gli artisti, che ha fatto nascere la tragedia. E invece Sparta erano fondamentalmente brutti, sporchi, cattivi, sporchi realmente perché non si lavavano granché, perché nel senso che comunque gli spartani erano noti per non avere un buon olezzo, insomma. E soprattutto erano dei bestioni che erano fatti solo ed esclusivamente per la guerra. E quindi nella nostra immagine, siccome ovviamente militarismo uguale guerra uguale male e invece arte uguale bene e quindi Atene uguale bene, c'è questa dicotomia manichea tra Sparta da una parte, Atene dall'altra, Atene modello positivo, Sparta modello negativo. Tra l'altro guardate che questo dualismo è stato applicato anche e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, nel corso della guerra fredda, quando ovviamente il blocco occidentale si è identificato con Atene e il blocco orientale invece si è identificato con Sparta. Quindi USA sono i buoni ateniesi e URSS invece sono i cattivi spartani. Ovviamente tutto questo viene fatto nell'ottica occidentale dal punto di vista degli USA. Ma veramente gli spartani sono dei bestioni, sono solo ed esclusivamente dei guerrieri, dei militari? Allora, chiariamo subito una cosa. Il cittadino nel mondo antico, almeno fino al I secolo a.C., quindi alla riforma dell'esercito fatta a Roma da Mario, il cittadino era un oplita, era un oplites, cioè aveva il dovere sacrosanto di andare a fare guerra per la sua patria, polis o urbs che fosse. Quindi se uno era cittadino era anche un militare, anzi coloro che facevano guerra senza essere cittadini fanno dei macelli indescrivibili. La plebe romana a un certo punto viene presa all'interno dell'esercito e si arrabbia moltissimo perché dice: ma scusatemi, io devo difendere un paese che non è il mio? No, allora a questo punto fatemi cittadino. E la stessa cosa, tra l'altro, determina la nascita di molte democrazie o pseudodemocrazie nelle città greche, nel senso che diciamocelo chiaramente, la guerra nei poemi omerici è una guerra che viene fatta sì da masse, ma soprattutto dalle aristie, cioè dall'exploit degli eroi che si battono in singolar tensione e in questo modo appunto determinano l'esito di un conflitto o comunque di una giornata di battaglia. Terminato questo momento,
inizia a svilupparsi l'esercito plitico, giusto per intenderci, quell'esercito dove ciascuno occupa una sua posizione con tanto di scudo che deve imbracciare nel braccio sinistro e che non serve tanto a difendere l'oplita stesso, ma anche la persona che gli sta a fianco, e di conseguenza si forma uno schieramento che procede compatto marciando a suon di musica, l'hanno inventato gli Spartani questo, che appunto non deve retrocedere mai e deve affrontare appunto con compattezza il nemico. Non lo facevano soltanto gli Spartani questa roba qui, gli Spartani lo facevano nel modo migliore possibile e meno male. Diffidate sempre dei film storici che pretendono di essere storici. Un film storico è sempre comunque romanzato, non pretende mai, a meno che non sia un documentario, ma anche sul documentario molto spesso ci sono dei pezzi che impediscono appunto al documentario stesso di rendere le cose assolutamente veritiere. Comunque sia, nei film la storicità è una percentuale variabile, ma tendenzialmente inferiore al 50%. Perché vi dico questo? Perché molto spesso viene considerata come fonte storica, per esempio, relativa alla storia di Sparta, il film 300. Molto spesso io mi sono dovuta trovare con persone a contestare che 300 fosse il resoconto di quello che effettivamente era accaduto alle Termopile, quando nel 480 a.C. i persiani arrivano e cercano appunto di dilagare in Grecia con questi 300, che in realtà erano 4.000, ma pazienza, spartani che li tenevano a bada. Ora, se vi ricordate, non so quanti di voi abbiano visto il film, che ormai è un po' datato, però insomma, una cosa vera in quel film viene detto, che non è di si Sparta o guardate che oggi ceneremo all'inferno, anche perché l'inferno non esisteva, però mi sono resa conto che il doppiaggio inizialmente era inferno e poi hanno detto Ade, l'hanno sostituito perché si sono resi conto della castroneria che avevano detto. Una cosa giusta c'è. E cioè che quando Leonida si incontra con gli altri contingenti che stanno convergendo verso le Termopile e gli altri dicono ma come voi siete soltanto 300 sfigati, ma com'è possibile? Allora Leonida dice Arcade, tu chi sei? Ah, io faccio il vasaio. E tu chi sei? Io sono un fabbro. Spartani chi siete? E questi appunto da bestioni dicono au au, ma in realtà il senso è dire noi siamo tutti quanti guerrieri, noi siamo tutti quanti formati a una preparazione militare che iniziava ai 7 anni con quella che comunemente si chiama, e probabilmente non si chiamava agoghe, quando il bambino veniva strappato alle braccia amorevoli delle madri, le madri spartane non dovevano essere amorevoli affatto, veniva immesso in un ciclo di formazione continua che si chiamava paideia, che terminava solo ed esclusivamente ai 30 anni. E qui indubbiamente il ragazzino intraprendeva un cammino che doveva prepararlo per la guerra. L'addestramento a Sparta era molto più duro di una campagna militare, come in genere si diceva. Ma gli ateniesi contestavano moltissimo questo sistema duro di preparazione alla guerra, perché dicevano poveri spartani vanno in giro con i piedi scalzi e quindi si feriscono i piedi e sono costretti a marce forzate, devono sopportare la fame, il freddo e il sonno. Perché ad andare in guerra che cosa ci sono? I tappeti persiani e ci si va con calzature comode e foderate? Assolutamente no. Gli Spartani erano militari nella misura in cui avevano capito che la guerra ha bisogno di una preparazione, e se furono la più grande potenza di Grecia, la ragione è proprio dovuta a questo. C'è anche un'altra ragione importante che consentì agli Spartani di fare questo, quindi bisognerebbe anche riflettere su questo aspetto sul quale poche volte insomma si riflette. Allora c'è una scena bellissima che viene raccontata da Erodoto e che precede la battaglia delle Termopile, per cui una spia persiana mandata a guardare gli Spartani rimane stupito dal fatto che gli Spartani non si stanno allenando, non si stanno appunto preparando alla guerra con colpi di spada fendenti o lotta, si stanno pettinando i capelli, perché gli Spartani hanno i capelli lunghissimi, sono lungochiomati. Voi dite che cosa c'entra questa cosa? C'entra perché questo fatto di avere i capelli lunghi e dello spazzolarseli prima della battaglia
indicava il fatto che loro non lavoravano. Provate voi a appunto lavorare il ferro oppure ad andare a zappare i campi con i capelli lunghi. È una cosa ovviamente che non si può fare, no? E il motivo per cui gli Spartani avevano i capelli lunghi erano perché erano gli unici greci che non lavoravano. E perché non lavoravano? Perché la prima cosa che fanno gli Spartani nel VII secolo, quando occupano la Laconia, gli Spartani non sono una popolazione autoctona, derivano dal nord, sono le popolazioni doriche, e tra l'altro Hitler dirà gli Spartani sono i nostri antenati, perché noi siamo gli Spartani che si sono mossi dalla sede derivata per ritornare alla sede originaria, chiusa parentesi. Però la prima cosa che fanno gli Spartani quando arrivano a Sparta è di conquistare tutta quanta la Messenia, cioè tutta quanta un'area consistente del Peloponneso, fare schiavi alle popolazioni, fare schiavi gli Iloti e dire: voi lavorate per noi ci dedichiamo alla guerra. Il successo di Sparta è dovuto a questo. Sparta per il resto però non era una città militarista, nel senso che gli Spartani preferivano di gran lunga starsene a casa propria anziché andare a fare la guerra. Quelli che facevano la guerra veramente, e che purtroppo molto spesso la perdevano, erano gli ateniesi, che non erano altrettanto preparati, ma avevano delle spinte militariste e imperialiste molto più forti rispetto a quelli degli Spartani. Gli Spartani sapevano proprio di essere pronti e stote parati. E per il resto però appunto forse l'imperialismo ateniese, che molto spesso viene sottovalutato appunto a tutto vantaggio della cultura, della filosofia eccetera, forse però l'imperialismo ateniese era qualcosa di molto più marcato rispetto al militarismo degli Spartani. Grazie, e ti ringrazio anche per aver ricordato il fatto che i bambini venivano tolti. Mi ricordo quando le mie figlie erano piccole, alle 9 di sera rimpiangevo di non essere a Sparta e che le togliessero. Ma in realtà posso dirti una cosa, questo è un falso mito anche questo, nel senso che i bambini venivano tolti alle famiglie a 7 anni, però ci ritornavano per la notte, nel senso che vedi? iniziavano a starsene fuori di casa soltanto a partire dai 13 anni, perché c'è questa informazione che viene data da Plutarco, sulla base della quale è soltanto a partire dai 13 anni che i ragazzi devono spezzare le canne che crescono lungo l'Eurota, cioè il fiume che bagna Sparta, con le mani nude, perché evidentemente si trattava di canne abbastanza dure, e iniziano a dormire fuori. Quindi vuol dire che prima di quel momento non dormono fuori. Quindi secondo me era una sorta di kindergarten, per cui se li tenevano nelle ore del giorno, quelli più attivi, poi però alle 3 del pomeriggio ritornavano a casa e quindi erano un po' come le tue figlie. Vabbè, non ci sono più gli Spartani di una volta, dai. Non ci sono più gli Spartani di una volta, però le figlie tanto te le sareste tenute in casa, perché è vero che esisteva una sorta di educazione, ma soltanto privata, quindi non a spese dello Stato. Quindi mi dispiace, le figlie femmine te le tenevi. No, i figli, diciamo, Sparta non è più quella di una volta, i figli alle 9 di sera sono da qualche milione di anni, la stessa cosa. Marco Mondini, il tuo discorso porta a una sorta di contrapposizione che esplode nel Novecento tra le opinioni pubbliche e l'idea della guerra e la pratica della guerra. C'è una teoria che dice per cui i paesi democratici fanno fatica a far guerra. Un giornalista americano di cui io non ricordo il nome, ma che tu certamente di cui ricorderai il nome, negli anni 90 disse: non sono mai visti due paesi che hanno i McDonald's che si fanno la guerra. In realtà c'era già la guerra tra Serbia e Bosnia, che avevano entrambe i McDonald's. Ecco, a che punto è, secondo te, questa relazione tra opinione pubblica e guerra? Veramente le opinioni pubbliche democratiche sono refrattarie, sono vaccinate alla guerra, o solo è come si può dire, una posizione di comodo? Sono vaccinate alla guerra, sono contrarie alla guerra che devono fare loro e preferiscono che sia fatta per procura o attraverso altri metodi? Allora, le opinioni pubbliche, diciamo occidentali, anche se il termine occidente ormai è entrato in crisi e quindi ahimè non lo riusciremo più ad usare, ma vabbè, giusto per capirci. Le opinioni pubbliche occidentali, per meglio dire, le opinioni pubbliche europee occidentali si sono illuse per molti anni che la guerra fosse uscita dal radar, dall'orizzonte del possibile, del pensabile. E perché è successo questo?
normalmente si sente ripetere che dopo il 1945, dopo il trauma della guerra totale, dell'olocausto, della bomba atomica, dei bombardamenti a tappeto che hanno raso al suolo le nostre città, gli europei sopravvissuti che si aggiravano tra le macerie si erano resi conto dell'impossibilità di sostenere una nuova guerra o della totale follia della nuova guerra. In realtà anche questo è un po' un mito, perché innanzitutto non dovremmo parlare degli europei, ma di una generazione di europei. La generazione che diventa maggiorenne attorno agli anni 60. La generazione che è nata o cresciuta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché in realtà gli stati europei che vengono ricostituiti, rifondati o che sopravvivono dopo il 1945 sono ancora stati in cui la guerra è al centro delle politiche pubbliche e, se ci pensiamo bene, anche al centro dell'immaginario pubblico. Sono stati che intanto investono tantissimo in armi e armamenti. Noi oggi tendiamo a pensare che il 2% della spesa militare in rapporto al PIL sia tantissimo. Per le nostre abitudini lo è, anche perché vuol dire distrarre risorse da altri capitoli di spesa pubblica. Ma negli anni 50 o fino al 1961 la percentuale del PIL investita da paesi come la nuova Repubblica Federale Tedesca o la Repubblica Italiana per le spese militari era superiore al 4%. Erano anche paesi in cui si era ristabilito fin dall'inizio la coscrizione come pilastro della cittadinanza. Certo, sono tutti paesi in cui le donne hanno ottenuto il diritto di voto, anche la nostra obsoleta e arcaica Italia. Ma in realtà quella vecchia equazione che esisteva fin dai tempi della Rivoluzione francese, per cui il vero cittadino, come l'oplita, era colui che si assumeva l'onere e l'onore di portare le armi in difesa della comunità, ed è un'equazione che viene stabilita una volta per tutte nel 1789 e mai più abbandonata. Quell'equazione era ancora il centro delle rappresentazioni, dei discorsi, delle narrazioni pubbliche, dell'ideologia collettiva. Sono quindi paesi, la Francia, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, il Belgio, la Gran Bretagna, sono paesi in cui la guerra fa ancora parte dell'orizzonte del narrabile e del pensabile. Sono paesi in cui, per dirne una, il momento principale in cui la collettività rappresenta se stessa, in cui noi ritroviamo il senso di chi siamo, il senso del noi, sono ancora le feste nazionali, e le feste nazionali sono parate militari. Sono il momento in cui lo Stato mostra il potere, ma in cui la grammatica del rito collettivo ci dice anche: guardate i figli migliori della nazione, noi siamo loro, loro siamo noi. Nel 1948 De Gasperi, parlando sotto le pendici del Monte Grappa, dice: ricordatevi voi alpini, perché è una donata nazionale dell'ANA a proposito, visto che siamo in giorni, voi che siete stati partigiani, voi che siete i fratelli di coloro che nel 1944 lì sul Monte Grappa si sono fatti massacrare, ma siete anche i figli di coloro che si sono fatti massacrare nel 1917 sullo stesso monte per gli stessi motivi. Ricordatevi che la Repubblica vive grazie a voi. Questo tipo di discorso può essere riprodotto all'infinito in uno qualsiasi dei paesi dell'Europa occidentale, fino a un certo punto. E questo punto sono gli anni 60. Sono gli anni 60 per una pletora di motivi che adesso non abbiamo il tempo di elencare tutti, anzi tramortitemi quando comincio a parlare troppo, perché tanto lo sai che io non mi fermo. Gli anni 60 sono il momento in cui, per capirci, avvengono dei grandi rituali collettivi di segno contrario che ci dicono cosa? Ci dicono che gli europei hanno cambiato idea sul senso della guerra, sulla sua praticabilità, ma anche sulla sua filosofia, sulla sua percezione profonda. Se fino a quel momento la guerra era stata iscritta nell'ordine naturale delle cose, dagli anni 60 in avanti diventa il massimo del negativo. Quali eventi? La marcia per la pace di Assisi, 1961, la prima. È un evento collettivo straordinario, soprattutto perché è largamente spontaneo. Viene organizzata dai pionieri della non violenza, dell'antimilitarismo, dai Calamandrei, ad esempio, un veterano di 2 guerre, che ha stabilito lui, padre della Costituzione, che la guerra non è più possibile per gli italiani, non è più pensabile. Nasce come un happening
per alcuni intellettuali e sinceri pionieri della non violenza diventa un fenomeno collettivo di tale portata da stupire persino i prefetti e i questori, che scrivono allarmatissimi al governo: guardate, noi non sappiamo cosa è successo. Hanno cominciato a camminare in alcune migliaia e man mano che camminavano, bambini portati dalle maestre, ragazzi di 18 anni, contadini che si sollevavano dai campi per unirsi a questa marcia pacifica, assolutamente ordinata. Cos'è successo? È successo che quella generazione di diciottenni e ventenni, unita ad alcuni pionieri della non violenza e dell'antimilitarismo, ha detto: basta, noi non ci crediamo più, ce l'avete raccontato fino ad oggi, ci avete detto che noi eravamo cittadini perché eravamo disposti a sacrificare la nostra vita sul campo di battaglia, ci avete detto che sacrificare la vita per la comunità in battaglia era bello, nobile e giusto. Quanto contò la tradizione del pensiero cattolico o cristiano in questa svolta, secondo te? Ecco, conta tanto e contemporaneamente bisogna relativizzarlo. Perché? Beh, intanto perché non dobbiamo dimenticare che il punto di arrivo, mi viene in mente quello che ha detto Papa Leone XIV, le prime parole che ha detto al suo insediamento. La pace sia con voi. E poi ha detto: la pace disarmate e disarmante. Sì, ma quello è un punto di arrivo della dottrina. Ricordiamoci che fino alla Grande Guerra, insomma fino all'inutile strage, la posizione ufficiale della Chiesa, del papato, non è di contrapposizione frontale con la guerra patriottica. E ancora durante la prima e in larga parte anche durante la seconda guerra mondiale, bisogna sempre ricordarsi che la Chiesa cattolica non è un monolite, è un mondo frastagliato in cui il Papa dice una cosa, la curia ne pensa un'altra, i cardinali un'altra ancora, e i semplici sacerdoti possono partire e andare con i loro parrocchiani in guerra. E i cappellani militari. I cappellani militari sono la migliore testimonianza del ritorno della Chiesa cattolica anche nel mondo della guerra, ma non dimentichiamo che ci sono cardinali, penso al cardinal Maffi a Pisa, che nel 1910 e poi nel 1915 benedicono i reggimenti in partenza per una guerra giusta, una guerra coloniale, che per noi è aberrante da pensare oggi, viene considerata una guerra cristiana. Posso dire una cosa, cioè il cristianesimo si afferma proprio perché c'è qualcuno che dice in oxinio vinces, Certo. e non dimentichiamoci che tutte le volte che si parla, effettivamente si cerca l'affermazione del cristianesimo, viene fatto sempre nel segno della milizia Christi, visto che il linguaggio è importante, è molto significativo, no? Che ci sia sempre comunque un linguaggio militare che viene legato a questa cosa. Naturalmente, ma bisognerà arrivare all'enciclica Pacem in Terris, perché la posizione del papato, ancora una volta, quindi del vertice della Chiesa, sconfessi l'idea della guerra giusta e ancora oggi è considerato un oggetto ambiguo nella discussione interna alla Chiesa cattolica. Quindi conta nella svolta degli anni 60, ma conta fino a un certo punto, conta molto di più il trauma della catastrofe totale che spinge le nuove generazioni degli europei a disfarsi di quello che viene ormai ritenuto un fardello inutile. E quindi da quel momento in avanti la guerra scivola progressivamente e sempre più rapidamente in una bolla di non solo inutilità, ma di negatività. Un analista americano, di cui io non ho assolutamente stima, ma che in quel caso lì la azzeccò, un signore che si chiama Edward Luttwak, e che torna e ritorna perché è noto al pubblico italiano, soprattutto perché ci spiega la nostra storia con l'accento di Staglio e Olio. Dicevo, Edward Luttwak a un certo punto, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, conia una categoria che poi è stata sussunta nel nostro dibattito pubblico come se fosse una grande scoperta, ma lui la conia in maniera beffarda. Voi siete, voi europei, perché gli americani hanno tutta un'altra storia, voi siete una società post-eroica. Cosa vuol dire? Per lui fondamentalmente che noi europei siamo dei pappe molli. Ecco. Ma vuol dire in realtà che noi siamo, e da questo punto di vista non aveva torto, delle società post-militari. Abbiamo rimosso le armi dal centro della scena pubblica. Abbiamo detto che la guerra è brutta e negativa talmente tanto che quando la andiamo a fare la chiamiamo con un altro nome, le missioni di pace. Abbiamo tagliato così tanto le spese militari perché ci siamo detti, soprattutto alla fine della guerra fredda, ma perché continuare a spendere soldi in armi e armamenti? Sono inutili. Nel 1992 il ministro della difesa tedesco, per ritornare al famoso militarismo tedesco, il ministro della difesa, non un agitprop da centro sociale, dice: guardate, gli eserciti sono inutili,
mi spiegate perché continuiamo a spendere miliardi per la Bundeswehr? Basta. Siamo circondati da potenze amichevoli, la guerra non c'è più. Ci sbagliavamo tutti? Sì, ci sbagliavamo tutti. È stata una bella illusione, ma che fosse un'illusione in realtà avremmo dovuto capirlo tanti anni fa. E non è che lo dica io, lo dice, l'ha detto, uno degli intellettuali più nobili e più sinceramente innamorati dell'idea che l'Europa potesse essere un continente in cui avevamo rimosso la necessità delle armi. Si chiamava Norberto Bobbio. Norberto Bobbio ha speso gran parte della sua vita non solo sognando un'Europa di pace, ma operando fattivamente, predicando, scrivendo, insegnando per questo. E poi un giorno ha detto: ho aperto gli occhi. Erano i giorni in cui i serbi bombardavano Sarajevo, i giorni in cui la guerra era già tornata alle porte di casa, ma abbiamo fatto finta di niente. Questo è il problema. Non è vero che l'opinione pubblica democratica è più brava perché abbiamo chiuso gli occhi, è che abbiamo creduto a un bel sogno. E ci abbiamo creduto perché per un attimo effettivamente è sembrato, per un attimo in senso storico ovviamente, per una generazione. Tra gli anni 90 e i primi anni 2000 abbiamo pensato che effettivamente quel fardello oneroso, quella pagina malaugurata, l'avessimo rimossa dalla storia. Io stesso devo dire che queste cose le studio per mestiere. Mi ricordo distintamente quel 24 febbraio del 2022, quando sono entrato in aula pochi minuti dopo l'aver ricevuto la notizia dei carri che avevano varcato la frontiera. Mi sono rivolto ai miei studenti e gli ho detto: vedete, fino a ieri io vi avrei raccontato che quello di cui ci occupiamo in quest'aula, cioè la guerra, era una pagina della storia. Ragazzi, mi spiace per voi, quella pagina di storia è tornata a tormentare il nostro presente. Grazie per questo. Permettetemi anche io un accenno personale. Anch'io alle 8:30 quella mattina ero in classe, ma da qualche settimana facevo una piccola finestra sullo stato della crisi russo-ucraina, e il giorno prima, grazie a delle cartine, perché quelle settimane furono la rinascita della cartografia geopolitica, avevo mostrato le cartine, avevo detto: guardate, c'è l'ammassamento di truppe sul confine ucraino, è probabile che vogliano entrare in qualche ristretto territorio, dopo c'è tutta la fascia che porta alla Crimea, è molto difficile che i russi siano interessati a quella, non ne parliamo, non arriveranno mai a Kiev. Quella mattina abbiamo aperto i telegiornali, c'era la colonna dei tank russi che marciavano su Kiev, e io sono entrato in classe con la testa bassa. I miei studenti hanno capito che gli storici, per indovinare cosa succede nell'attualità, sono forse gli ultimi. Ma i peggiori sono i cosiddetti esperti di geopolitica, Ah, non toccare questo tasto. No, io ricordo che i cosiddetti esperti di geopolitica, 4 giorni prima dell'invasione, in diretta televisiva, in uno dei più popolari talk show di questo paese, ci assicuravano che la guerra non sarebbe stata. Certo. Laddove i servizi segreti inglesi invece avevano assicurato che sarebbe... Avevamo le foto satellitari con gli ammassamenti dei carri armati, cioè non ci voleva Clausewitz per capire che qualcosa sarebbe successo. Esatto. Voglio però chiudere, prima se riusciamo a avere qualche minuto per una o due domande, chiedendo a Laura Pepe qualcosa sulla figura degli eroi. Perché questa cosa che ha detto Marco, che questa svolta che c'è stato, questo sogno degli anni 60, diciamo alla Fabrizio De André, che la guerra sarebbe uscita dalle nostre vite, passa attraverso un costrutto culturale molto forte che è quello dell'eroe. È quello dell'eroe, che viene naturalmente da molto lontano. Secondo te, come si può dire, l'abbiamo perso per sempre questa idea dell'eroe che si sacrifica per la propria patria, o è destinato a ritornare? Allora, io partirei da una definizione scientifica che è stata data in un film che lo chiamavano Gigrobot. Molto.
È molto scientifica, perché ovviamente continuiamo questa a volare è una cosa... altissimi. Ma allora, in realtà è troppo facile trovare le informazioni, cioè sui libri di storia e le informazioni scientifiche lì dove ci sono e dove ci immaginiamo che siano, no? Secondo me la cosa bella è effettivamente trovare delle Certo. definizioni che tu dici sono assolutamente geniali, là dove non ti aspetti di trovarlo. Cioè, bellissimo, è normale che un albergo a 5 stelle sia lussuosissimo. Il fatto è trovare il lusso nell'albergo a 2 stelle, cioè il mutatis mutandis, il discorso è questo. Allora, perché te lo dico? Perché lì c'è una bellissima definizione d'eroe. Oggi per noi l'eroe è colui che non ha nulla da guadagnare ma tutto da perdere. E questa cosa, la definizione dell'eroe viene tirata fuori a ogni piè sospinto in tutti i momenti di crisi, e naturalmente la figura dell'eroe varia da epoca a epoca, no? E quindi di conseguenza c'è stato l'eroe durante il Covid, che era la figura del medico, dell'infermiere che si sacrificava, che per 24 ore lavorava senza risparmiarsi e consapevole del fatto che avrebbe potuto perdere tutto. Per lunghissimo tempo l'eroe è stato colui che si sacrifica per la patria, colui che riceve una ferita in petto perché sa che sta andando incontro a morte, ma nello stesso tempo ritiene che la propria vita sia decisamente inferiore come valore rispetto a quella di un bene superiore, che è quello della salvaguardia dei suoi cittadini, dei suoi concittadini, della sua patria. L'eroe però non è stato sempre così, nel senso che io mi diverto molto spesso con i miei studenti a mostrargli delle figure di eroi per dire chi è l'eroe. E la prima figura di eroi che gli mostro è Achille, ma nella versione Troy di Brad Pitt, che di solito loro non conoscono, e questo mi fa capire che Non c'è lo conoscono ormai... più, è Non lo vero. conoscono più, ma perché ho iniziato a mostrargliela 20 anni fa e quindi devo rassegnarmi al Esatto. fatto che ormai c'è un gap anagrafico notevole tra me e i miei studenti, al quale non voglio rassegnarmi. Comunque, loro riconoscono il fatto che Achille sia un eroe, ma non riconoscono il fatto che la nozione di eroe di Achille è molto diversa rispetto alla nozione di eroe di, appunto, che ne so, Leonida, delle Termopile. Perché? Perché Achille è un eroe per loro, per quel mondo lì, quel mondo dove non esiste patria fondamentalmente, e dove l'eroe è egoista, non è che combatte perché ha tutto da perdere e nulla da guadagnare, combatte perché ha tutto da guadagnare e niente da perdere. Anche se perde la propria vita ci guadagna in gloria. Gli eroi in origine, eroe vuol dire semplicemente essere umano nella sua forma migliore, quintessenza dell'essere umano, questo è eros per i greci. L'eroe in origine è un personaggio estremamente egoista, spietato, feroce. È soltanto con la nascita della polis che nasce la figura dell'eroe che deve appunto sacrificare se stesso per un bene superiore. Questa però è la narrazione. Nel senso che, come al solito, esistono delle narrazioni che vengono in qualche modo imposte e poi esistono anche le contronarrazioni. Nel momento stesso in cui la polis inculca ai propri cittadini: voi dovete essere anche oplitai, perché dovete difendere la patria, perché senza di voi la nostra patria non esiste, la nostra polis non esiste, nello stesso tempo però iniziano anche a manifestarsi delle spinte di carattere anticonformista che sono, tra l'altro, sorgono nel momento stesso in cui la narrazione dell'eroe che deve immolarsi per la propria patria sorge. Mi spiego. Noi grecisti non abbiamo delle fonti canoniche, dobbiamo leggere, un po' come ho fatto con Gigrobo, forse per quello che vado a cercare le definizioni anche dove non mi aspetto di trovarle. Dobbiamo leggere la storia, non semplicemente in opere storiche, ma andando a leggere una quantità diversa, appunto, di fonti, no? Il mio riferimento è a un frammento di una poesia lirica. I lirici sono dei poeti che si accompagnavano con il suono della lira, quindi uno strumento a corde, e la poesia lirica nasce subito dopo rispetto alla poesia epica, quindi se la poesia epica la datiamo tra il XI e l'VIII secolo a.C., la poesia lirica inizia a prendere piede tra il VII e il VI secolo a.C., no? E mentre tutti quanti osannano l'etica collettiva, i lirici per la prima volta esprimono un io che può essere in contrasto rispetto
all'etica collettiva. Quindi mentre la città dice vergogna colui che non si fa uccidere con la ferita nel petto, ma per esempio ha la ferita alle spalle, di conseguenza non viene considerato degno di sepoltura perché mostra viltà nel fare questo, i lirici dicono: uno dei sai, uno dei nemici si fa bello per il mio scudo, questo è Archiloco. Sì, l'ho perso combattendo in battaglia, ma ho avuta salva la vita. E il reto ex autis ecteso mai ucacchio, e quindi concludeva con l'erreto, che va dalla malora, un'imprecazione anche un po' volgare, ma io tranquillamente la mia vita lo salva. Per quanto riguarda lo scudo ne prenderò un altro, quindi se anche mi impongono di fare l'eroe, beh, forse io però l'eroe non voglio esattamente farlo, preferisco rispetto all'immolarmi per la patria l'aver salva la vita, no? Quindi sì, viene imposta un'etica, ma nello stesso tempo c'è anche qualcuno che si inventa una controetica, rendendosi Un antieroe. sì, un antieroe che però ritiene se stesso eroe alla fine. Certo. Bene, due velocissime, due domande però. Domanda secca, grazie, possibilmente senza preamboli. Allora, mi pare che il problema della guerra sia un affare di uomini. Esiste un pensiero delle donne dal punto di vista filosofico, ma anche morale, etico, sulla guerra. Io, nelle mie letture rapsodiche, ho incontrato Berta von Suttner, che è stata una donna incredibile tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, che ha scritto un libro che ha avuto una grande considerazione, una grande diffusione, Abbasso le armi. Ma non solo lei, parliamo anche delle Sabine, cosa hanno fatto nell'antica Roma, no? Ecco, cioè le donne hanno avuto un ruolo importante. Adesso a me pare che il pensiero delle donne non venga più neanche sentito, è stato come rimosso. Allora vorrei sentire se i relatori hanno qualche notizia in merito. Grazie. Bellissima e perfetta domanda, grazie. Marco Mondini e Laura Pepe, 3 minuti a testa. Donne, guerra, c'è una differenza di genere o è solo una differenza legata al ruolo sessuale della donna nella storia? Marco? Vengo considerato maschilista se cedo prima la parola a Laura? Ma assolutamente. Perché vuoi avere l'ultima parola? Sì. Certo. Sei troppo è furba. maschilista avere l'ultima parola. Posso dire che sembra un po' Aristofane questo siparietto. Ma infatti io volevo partire proprio da Aristofane, nel senso Ma anche Yogi che... Bubu, Ma anche Yogi Bubu. Io sono più alta, dico Aristofane. Ma in realtà io volevo proprio partire da Aristofane perché c'è una bellissima commedia che viene sottovalutata per la sua importanza, che è la Lisistrata. Lisistrata è il nome della protagonista ed è un nome parlante, vuol dire la sceglitrice di eserciti, Stratos, ed viene considerata una commedia femminista. In realtà è una commedia che riflette tantissimo sul senso della guerra dal punto di vista femminile. La guerra la fanno gli uomini, ma quelle che vedono distrutte la loro vita sono in realtà le donne, perché vivono in case vuote dove non hanno più mariti, Lisistrata dice dove non abbiamo più neanche amanti, dove non abbiamo più figli. Per ricostituire l'unità familiare, di conseguenza la guerra bisogna assolutamente finirla. Dico anche un'altra cosa, che normalmente si ritiene appunto che la guerra sia una questione di uomini, che la guerra la combattono gli uomini. In realtà nell'antichità sappiamo che le donne non si limitavano soltanto, come vi ha detto Marco prima, a cucire e a tessere le bandiere o ad assistere i malati, no? Nel senso che di solito il ruolo della donna è quello di accudimento. Facevano altro, nel senso che nel momento in cui vedevano assediate le loro città, davano manforte loro stesse agli uomini, nel senso che si mettevano a lanciare ogni genere di proiettile per fare in modo appunto di collaborare con la guerra, che pure loro però odiavano. Una piccola notazione, le donne non sono mai state addestrate per la guerra e probabilmente il mito delle amazzoni, cioè delle vergini guerriere che uccidevano i loro compagni e li usavano soltanto per fare figlie femmine,
è un mito che non si è mai verificato, nonostante che qualcuno abbia detto che un matriarcato effettivamente è esistito. Però nello stesso tempo è stato detto appunto che la società spartana voleva portare le donne a una preparazione di carattere militare. Non era assolutamente così, nel senso che le spartane erano le uniche donne che effettivamente si allenavano, si addestravano, facevano corsa, pugilato, lancio del disco, secondo alcuni del giavellotto, ma questo lo facevano non per partecipare alla guerra, anzi erano molto più pavide rispetto a tutte quante le altre donne, ma lo facevano soltanto per tonificare il corpo e dare alla patria dei guerrieri maschi che potessero difenderla. Una precisione degna di un collegio spartano. Esatto. Vediamo se Marco riesco a Mondini. stare alla pari. Allora, a me dispiace sfatare la leggenda secondo cui le donne non vogliono la guerra e non la sanno fare, ma nella contemporaneità europea questa è una narrazione e una realtà che dura solo fino a un certo punto. La Grande Guerra è un affare di uomini. Nel senso che le donne vengono mobilitate, ma vengono mobilitate nelle retrovie perché sostituiscono gli uomini al lavoro. Il primo conflitto mondiale è un enorme affare per i diritti delle donne, che scoprono un'autonomia che prima non avevano, perché le fabbriche, i campi, le case le mandano avanti loro, e vengono mobilitate nelle retrovie per assistere i combattenti, crocerossine, addette agli uffici civili militari e altre attività leggermente meno nobili che in realtà sono essenziali per il benessere del soldato che si sacrifica per la miglior gloria della patria. Però tutto questo a un certo punto cambia. E cambia quando? Cambia con la Seconda Guerra Mondiale. Cambia nel momento in cui la guerra, che è guerra totale di nuovo, ma ha una dimensione mai sconosciuta, prevede, per dirla con un grande scrittore di fantascienza, Heinlein, in Starship Troopers, che combattano veramente tutti, compreso il prete, il cuoco e il gatto, e anche le donne. Ecco, dal 1939 in avanti il chorismos che separava la donna dalla guerra scompare e la donna entra a pie pari non solo nella narrazione pubblica, non solo nell'ideologia della guerra, che quindi la fai per proteggere il tuo focolare, la tua civiltà, perché sennò il barbaro nemico viene e la tua donna te la violenta, la tua casa te la ruba, ma entra anche nella pratica del combattimento. E noi in Italia lo sappiamo bene. Del 250.000 di partigiani combattenti che hanno preso le armi per assicurarci un futuro, 35.000 erano donne. Non quelle che assistevano o sostenevano o proteggevano, no, quelle che sparavano. Il 10% dei partigiani combattenti italiani erano delle partigiane. In una mobilitazione collettiva per il diritto di avere ancora un'Italia domani che fosse libera e fosse diversa, di cui noi dobbiamo ancora rendere grazie, ma dobbiamo rendere grazie non solo agli uomini, ma anche alle donne. Ma perché questo è ovvio? Perché nel momento in cui la donna abbandona il suo ruolo di vittima passiva ed entra a far parte attivamente della storia in Europa, ebbene, purtroppo per lei deve anche avere a che fare con la guerra, che è il pilastro della società e della collettività, ma è anche il modo in cui le collettività si assicurano un domani. Quindi no, non è vero che le donne sono solo vittime passive o possono solo recitare la parte di coloro che piangono. È una narrazione di comodo e confortante, ma non è vero. La donna nel momento in cui si appropria del centro della propria esistenza e decide del proprio futuro, decide anche di prendere le armi. Grazie. Allora, grazie ai nostri due autori che sono stati molto più noiosi rispetto ai loro libri, che vi consiglio assolutamente, Laura Pepe, Sparta, e Marco Mondini, Il ritorno della guerra. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Grazie, è stato molto divertente. È vero.